Dentista di Siri. Vi siete dichiarati pronti a costruire la nazione sarda, ma cosa vuol dire e come? Noi crediamo che la Sardegna abbia tutte quante le condizioni per trasformarsi non in una nazione che è già, ma in uno Stato sovrano. Evidentemente uno Stato che è all'interno di un contesto più ampio di Stati, che farà le sue scelte, poi che si relazionerà con altri popoli, con l'Italia, con l'Europa, con il Mediterraneo. L'economia sarda non viaggia bene, come lei ha detto, e com'è possibile realizzare una condizione diversa? Ma l'economia di nessun popolo che è sottomessa può viaggiare bene, perché evidentemente è un'economia espropriata. Lei pensi soltanto a un fatto minimo, che tutte le industrie che ci sono presenti in Sardegna hanno la loro sede legale in continente e pagano le tasse in continente. Noi siamo esclusivamente espropriati, cioè delle nostre risorse, del nostro lavoro e di tutto. Evidentemente un'economia sana, un'economia che può marciare, che può essere competitiva con le altre, relazionarsi con le altre, perché noi non puntiamo all'autarchia evidentemente, ma un'economia di scambio è esclusivamente un'economia che trova in se stessa le forze per il proprio sviluppo. Noi sosteniamo che la Sardegna è ricca di straordinarie risorse umane, finanziarie, minerarie, di ogni genere, e che su queste risorse può costruire finalmente il suo destino in termini evidentemente nuovi.